Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo un oggi che non va, dopo tanta vanità e nessuno che ti dà niente per niente, Dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a te, com'è bello ritrovarti accanto a me. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo, ci sarà una storia d'amore in un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra. Buongiorno, buongiorno, bellissima questa canzone perché noi del mondo del volontariato speriamo sempre che le cose cambino, che queste fragilità, queste creature siano tenute in considerazione, ma più tempo passa e più mi disilludo, però bisogna continuare a lottare, quello sì, senz'altro, sempre, anzi ringrazio tutti quei ragazzi che ieri sono venuti a Villa Margherita, hanno fatto un picnic meraviglioso, guardate, bellissimo veramente, non posso farvi vedere le foto, naturalmente i video perché c'è la privacy, vuoi far vedere, ci mancano altre fragilità, ma ci mancherebbe, però vi posso assicurare che erano strafelici, grazie a voi ho offerto anche il gelato a tutti, una pallina di gelato, è come avessero visto il mondo, cioè rendetevi conto cosa succede, non finivano più di ringraziarmi, perciò volevo dirvi ancora grazie per come mi state supportando e l'aiuto che io riesco a dare, un po' di dolcezza a queste creature. Vi presento subito gli ospiti in presenza. Abbiamo Massimo Donadon, presidente canottieri del Sile, una società importantissima, una delle più antiche, si può dire, della storia trevigiana, con principi sani, obiettivi sani, esempi fantastici. Abbiamo collegato anche da Padova Fabrizio Boron, consigliere regionale Liga Veneta, lista Zaia. Buongiorno Boron. Buongiorno a tutti. Oh, che brutto, la vedo un po' nero, Boron. Sbaglio, è un po' nero, Boron? No, sono forse abbronzato.
Grande Boron. Allora io inizierei proprio dal mondo del volontariato, da Massimo Donadon, e con questi esempi eccezionali che solo lo sport riesce a dare. Io sono sicura che grazie allo sport forse salveremo qualche ragazzo, basta che ci lasciano andarli a prendere, perché se fatica anche a quello. Cosa ci racconta Donadon? Beh, intanto buongiorno a tutti quanti, grazie per avermi invitato. La Canotti di Scile è la più antica società sportiva in attività di Treviso e da sempre segue una regola che è quella di dare la possibilità a tutti di praticare lo sport. Regola che noi possiamo toccare con mano con la quota di partecipazione di entrata che viene tenuta volutamente contenuta per permettere alla più ampia platea di accedere ai servizi. L'altro grande obiettivo che ha la Canottieri è quella di avvicinare soprattutto i giovani allo sport e in questo noi offriamo una struttura attrezzata, allenatori, servizi, eccetera. Da un paio d'anni a questa parte abbiamo iniziato concretamente, lo facevamo già da prima, ma abbiamo iniziato concretamente ad abbinare alla pratica sportiva delle nozioni di rispetto dell'ambiente. Vuol dire che i nostri ragazzi, quando escono nel Sile a vogare, ad allenarsi, eccetera, e trovano bottiglie di plastica, rifiuti, li raccolgono, li portano in sede e poi noi li smaltiamo. Per potenziare questo servizio, sempre da un paio d'anni, abbiamo organizzato dei centri estivi che chiaramente sono rivolti a ragazzi che non sono nostri soci, che sono, essendo noi una società sportiva, di avviamento allo sport, ma una giornata della settimana è dedicata alla bonifica delle rive del Sile. I ragazzi sono armati di guadini, eccetera, seguiti da istruttori, eccetera, e tutto. No, niente a caso. Niente a caso, e loro raccolgono tutto quello che trovano. I nostri istruttori gli spiegano perché è importante raccoglierlo e devo dire che il riscontro con i ragazzi è eccezionale. Quanti anni hanno questi ragazzi, Donadon? Sono ragazzi che vanno sono quelli delle fine elementari, diciamo dagli medie. 11 ai 15-16. Sì. Pensate, la fascia più difficile. E sono ancora la fascia dove si può intervenire, perché non sono stati ancora diciamo inseriti nel contesto, manipolati, bravissima, strumentalizzati e manipolati. Boron cosa dice? La politica è strutturata per accogliere questi giovani, per dare i buoni esempi, delle regole, il rispetto. Prego Boron. Ma guardi, dovrebbe essere strutturata per far questo, perché poi alla fine, alla prova dei fatti, troppo spesso troviamo che ci si perde su discorsi di principio, ma poi quando si deve toccare con mano i buoni consigli, le buone proposte, si fa molta fatica. Questo è un paese che da troppi anni ci ha abituato a promesse continue e alla fine, per quanto è il dato effettivo, la dato realtà, lascia l'amaro in bocca. È la storia di tutti i giorni di chi, magari anche facendo politica onestamente, con decisione e con volontà, trova mille difficoltà. È un paese dove la burocrazia ti uccide, è un paese che dice che non ha mai soldi, poi alla fine trova i soldi magari per fare una guerra, no? Ecco, è un paese che troppo spesso nell'ambito della politica non si capisce quali sono le necessità e i tempi di attuazione delle necessità, che sono diversi
Nella vita reale noi abbiamo un orologio che batte il secondo velocemente, e nella vita politica troppo spesso l'orologio batte un secondo lentamente. Ecco, io credo che ci sia la necessità di equiparare questi due mondi, da quando si percepiscono le necessità di chi tutti i giorni li affronta, in qualsiasi comparto, in qualsiasi bisogno. Dall'altra parte ci deve essere una politica che rispetti i tempi della vita e non si perda nelle discussioni inutili o magari nei cavilli che fanno perdere da una parte speranza, perché io mi auguro che quella possa continuare ad essere viva, ma lo vediamo, man mano che si va avanti nel contesto elettorale negli ultimi anni, quando si vede una disaffezione, un abbassamento del dato elettorale così continuo, è un chiaro messaggio. Continuo, io direi anche, Boron, preoccupante, molto preoccupante. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto, bravo il direttore, va bene, perché il Cile, i canottieri del Cile, no bravi, di più, perché da canottieri che si è sempre fatto un spettacolo, tutti bravi, gli ha sempre fatto bella figura anche in regata storica. E poi avere il Cile è uno dei fiumi più bei, se fuori subito, anche provando i giovani, invece di andare in giro a cosa fare. Il padre dal Cile, viva fuori a Torcero, gli ha tutte le isole, tutta la laguna davanti, evocando i vadori chi vuole, e chi provasse una volta, viene anche al Parlamento, si prova una volta. Guardi, un fiume meraviglioso, bello, non che si pericoli, non che niente, cada via 3-4 barche che via da biondi là, ma stai benissimo, no benissimo, bene, guarda, nel in via Benci, e prima libra che chiesi del mio amico, dico usando il dopo che avevo insegnato a lavorare a 20 veneziani, andavamo fin solo al mulino in fondo, dove è il ristorante, e ora, andando ti fa fatica, a tornando che ti dica a seconda voi avvocatori, ma hai imparato, hai segati le piede da matti. Comunque complimenti perché bravi, continuate perché è la strada giusta. E dopo a Bologna da dire, io vedo che sta in spiaggia Casinero, e le dico anche qualcosa, col discorso del mercato, che io ho fatto dare dimissione, è una vergogna, perché è Lega ed era un partito del territorio veneto. Non c'è più un territorio veneto, è diventato un partito nazionale. E Salvini, da Leone a San Marco, bisogna cavarlo via, non esiste più. Ma cosa è questo discorso? L'abbiamo marcato, l'abbiamo Mario Conte, l'abbiamo da Dani Fiori qua nel Veneto, ma stiamo scherzando. Io Salvini, non c'entra niente, non ha fatto niente per il Veneto, Veneti, Sveglieve, e già sta zitto su questo discorso qua. E sta zitto, che non ho mai sentito venire parlare bene del mercato. Dai, vergogniamoci, Bologna sa, perché anche lui, ma cosa, gente che ha fatto tanto per il Veneto, per Scance comanda Salvini. Ma che dicevo? Siamo esseri nemici maniati, e comandare maniati i lavori, nel 500, cosa vuoi fare? Dai Rinaldo, se no non andiamo avanti, dai, te has detto tutto quello che te dovevi dire. Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo, come al solito fa delle riflessioni, però andrei a sentire proprio le dichiarazioni di Marcato, perché si è ritirato. Andiamo a sentire. Con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Abbandona la corsa alla segreteria regionale della Lega. Roberto Marcato lo comunica definendola la scelta più difficile della sua vita politica. La notizia era già nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata dopo una notte travagliata. L'assessore regionale ammette di aver preso la decisione da solo dopo un lungo e difficile periodo in cui è stato attaccato da una parte del suo partito, la cosiddetta ala salviniana, e in ultima battuta colpito anche dal fuoco amico della frangia trevigiana dei suoi sostenitori che hanno preferito la candidatura di Franco
Franco Manzato. Abbiamo avuto per mesi qualcuno che insomma ha fatto di tutto perché io non mi candidassi o arrivassi comunque sfinito, debole, sfilacciato al congresso, e questo l'avete certificato voi mille volte e non serve che io aggiunga altro. Dall'altra parte c'era tutta una parte del partito molto consistente che aveva chiesto a gran voce la mia candidatura, che a un certo punto si è messa in testa che invece c'erano candidature più forti delle mie. Sabato cosa farà? Ma non lo so ancora, dipende anche da come sarà il tempo. Marcato non ha espresso nessuna intenzione di voto al congresso regionale di sabato. La sua preoccupazione è per il futuro del partito, che in Veneto ha già perso molti consensi. Nel 2024 ci sono le europee, poi nel 2025 la corsa alla regione in cui si deve definire il dopo Zaia. L'assessore regionale, ricordando le sue vicissitudini in Lega e la sua resistenza alle epurazioni tosiane degli anni passati, si sfila dalla corsa alla segreteria regionale del Carroccio, non senza polemiche, con un avvertimento ben preciso. Se da domenica chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa di impegno. Allora, io prima di sentire Boron, che sentiremo come commenta questo servizio che abbiamo visto, vorrei sentire anche un cittadino, oltre che sportivo, ma un cittadino come Donadon. Come commenta questo servizio, Donadon? Diciamo che non entro nel merito delle strategie politiche perché non ho competenze, non conosco. Io posso solo dire quello che ho percepito da cittadino, quindi da Massimo Donadon. E devo dire che Treviso, a mio avviso, ha avuto delle ottime amministrazioni, l'amministrazione di Gentilini, l'amministrazione Manildo e l'amministrazione Conte. E Gobbo? E Gentilini. Vabbè. Guardiamo la forma o la sostanza. Ecco, e posso dire una cosa, adesso le elezioni sono state fatte, quindi non faccio campagna elettorale. Un paio di mesi fa sono andato in un supermercato del centro di Treviso, accanto a Piazza Borsa, e che è notoriamente un punto di raccolta dei ragazzi più giovani, e ho visto una persona in mezzo a questi ragazzi che raccoglieva le bottiglie di plastica buttate giù, e guardando bene mi sono accorto che era Mario Conte, il nostro sindaco, che all'epoca era il sindaco uscente. Ecco, io ritengo che gli esempi concreti, il fare, il mostrare che si può fare sia l'arma più importante per cercare di risolvere le cose, senza delegare agli altri questi compiti. Dobbiamo tirarci sulle maniche e fare la nostra parte. Secondo me, specie in realtà come può essere una piccola città, eccetera, funzionano e danno un esempio, perché io ho visto questi ragazzi che normalmente sono aggressivi, eccetera, quando Mario gli ha detto: guarda, io ho raccolto, raccogliene una anche te, lo hanno fatto. Dopo non so cosa resti di questo messaggio, però è stato secondo me un'azione e un esempio positivo. Un esempio positivo, concreto. Cioè, e costruttivo. Non dico agli altri quello che devono fare, lo faccio io e loro vedono. Allora, Boron, come commentiamo il servizio che abbiamo visto di Marcato e soprattutto le parole di Massimo Donadon? Prego. Ma guardi, sappiamo tutti che c'è questo congresso dove si confrontano due visioni della Lega. C'è una visione che è quella che ovviamente parla di territorio, parla di vicinanza al territorio, di struttura territoriale
che è quella che poi si esprime, no, nei comuni e nella regione. Pensiamo che tutti i candidati che sono nei comuni e nella regione alla fine si prendono le preferenze, quindi hanno necessità di avere sempre un colloquio, un dialogo diretto e risolvere i problemi che tutti i giorni si presentano. Poi c'è una visione di partito che è quella che ha rappresentato il commissariamento negli ultimi 4 anni, e che sappiamo dove ci ha portato. Cioè, lo scontro che oggi si è manifestato e si manifesta, e insomma penso l'abbiano percepito tutti, uno scontro abbastanza acceso e duro, non è che deriva dal nulla, deriva da un commissariamento di 3 anni gestito malissimo, dove chi doveva avere il ruolo di super parte, pacificatore, di condivisione, di guida, ha invece usato il suo ruolo per imporre ovviamente l'amico sulla posizione, quello che ovviamente gli dice sempre sì in un'altra, colui che magari invece ha una mente critica, o magari, perché la mente critica vuol dire anche ragione, vuol dire ragionare, vuol dire trovare soluzioni, magari invece è stato messo alla porta, espulso come sottoscritto, no? Io solo per il fatto che ad esempio l'anno scorso dicevo guardate che le elezioni a Padova si stanno sbagliando, cioè stiamo sbagliando un meccanismo e purtroppo se andiamo avanti così ci schiantiamo, infatti poi lo sanno tutti, abbiamo perso in maniera bruttissima, sono stato tacciato come di uno che remava contro. No, non è che se uno dice guardate che penso che così si stia sbagliando vuol dire remare contro, magari vuol dire correggiamoci. Ecco, questa visione dove chi comanda ha sempre ragione e quegli altri hanno sempre torto, se dicono quello diverso, è una gestione del partito negli ultimi 3 anni che ci ha portato al più basso livello di consenso, ad esempio in Veneto, no? A perdere Padova, Vicenza e Verona e tanto altro. Ecco, si confrontano queste due anime. L'atto di Roberto Marcato, del quale è un amico, e io ritengo che sia un gesto esemplare, perché ha messo tutta la sua passione. Guai se qualcuno tocca uno dei miei che ha detto Marcato. Cosa vorrebbe dire con questa frase che ho sentito di Marcato? Guai toccare uno dei miei. Guardi, io non lo so cosa voglia dire, io so solo una cosa, che il sottoscritto è stato espulso dal partito e nessuno ha mosso un dito. Nessuno ha mosso un dito. Mi piacerebbe a volte sentire certe dichiarazioni anche nei miei confronti, ma questo non è avvenuto. Però detto questo, dico solo il suo gesto di amore, no? Di passione e ovviamente di fede in quello che è un percorso della Lega che parte da tanti anni e che ci ha visto impegnati assieme, perché ci conosciamo da 30 anni in questo movimento, lo ha portato a fare un gesto esemplare, cioè quello di dire ok, se devono confrontarsi due anime, una che è quella storica, identitaria, territoriale e quella del commissario che si scrive le regole, io faccio un passo indietro e lascio che le due aree si confrontino nel merito, perché voglio troppo bene a questo partito per creare un'ulteriore frattura. Ecco, io credo che sia onorevole e ovviamente il suo gesto è talmente importante, poi sabato vedremo come va a finire, è talmente importante che lascerà sicuramente un segno. Poi ribadisco, da espulso non partecipo al congresso, non posso votare al congresso ed è abbastanza esemplare che questo sia avvenuto a pochi giorni dal congresso per negarmi non solo il diritto di voto, ma negarmi il diritto di poter andare a un congresso e dire quello che penso, perché questo sta promesso in atto. Andare invece lungo le rive del Sile, che ci distendiamo, andiamo a sentire cosa ha detto Stefani, proprio leghista doc, persona dopo Salvini c'è Stefani, ma io penso che ci sia anche una Lega trevigiana che dia ancora, che sia molto potente, molto importante e che riesca a mettere i suoi uomini. Andiamo a sentire cosa dice Stefani.
Io quello che credo sia importante è quello di confrontarsi sui programmi, di confrontarsi con i militanti, di confrontarsi con la base su un programma di rilancio del movimento e di farlo soprattutto dopo 2 anni e mezzo di pandemia che ha sicuramente colpito il nostro movimento politico, ed è necessario adesso attuare questo programma di mandato che io tra l'altro ho presentato articolandolo in ben 15 punti. Abbiamo vissuto di tutto in questi anni, no? Di tutto, compreso tra l'altro alla recente espulsione di Boron. A proposito, ci sono novità sul federale che ha valutato la sua opposizione all'espulsione? I ricorsi sono stati respinti, ma questo già da giorni. Sì, sicuramente sono stati anni in cui si è detto di tutto e di più. Si era detto che i congressi non si sarebbero mai celebrati. Siamo la prima regione in Italia ad aver concluso tutti i congressi provinciali e a celebrare per primi il congresso regionale del partito. E quindi credo che questo sia anche fondamentale per mettere a tacere tanti discorsi e tante discussioni che forse non avevano neanche il motivo di esistere. Ma lei quanti delegati ha adesso? Ma questo si può sapere? I delegati scelgono liberamente, quindi però diciamo, si sa non è chi giusto, sta è con me, chiaro che chi corre per vincere cerca chiaramente di vincere e di avere la maggioranza dei delegati, e quindi intanto per presentare la candidatura deve averne tra 60 e 95, giusto? Esattamente, quindi fino a mercoledì mattina alle 8 fino a mercoledì mattina, poi c'è il deposito delle candidature e da lì si inizierà poi la fase, diciamo, prettamente congressuale. L'altra parte che si presenta, pare si presenti in contrapposizione a lei, che Lega rappresenta? Quella un po' più storica, quella trevigiana di un tempo, che cos'è quella? Ma bisognerebbe chiedere a loro questo sì, lo so, ci piacerebbe incontrare anche Manzato, ma io vedo continuo lungo il mio percorso, che è un percorso di sicuramente rinnovamento del partito, ma tenendo conto dell'esperienza, perché credo sia sempre fondamentale unire queste due cose che in Lega hanno sempre garantito anche a questo movimento politico di sopravvivere nel corso degli anni, tant'è che è l'unico movimento politico che mantiene il simbolo da 30 anni a questa parte, ha saputo mantenere figure che hanno più esperienza accanto a inserimenti giovanili che hanno garantito anche l'energia adatta. Boron? Guardi, non l'avevo vista ovviamente l'intervista ieri, l'ho vista adesso. Mi fa piacere che il commissario annunci in televisione il mio ricorso respinto senza averlo mai notificato a me fino ad ora, no? Quindi questo già fa capire il metodo, come sono fatti e il metodo. E poi la cosa straordinaria è che chi governa il partito da 4 anni in maniera assolutistica, perché stiamo parlando di un commissario, dice cosa vorrebbe fare del partito dopo il congresso. Peccato che non l'abbia fatto fino a quando ha governato il partito. Cioè è paradossale che uno che si candida da commissario uscente, scrivendosi le regole, dovrebbe dire cosa lui ha fatto in questi anni, non cosa vorrebbe fare dopo l'elezione, perché lo hai governato tu il partito fino adesso. Ecco, questo poi è anche incredibile quando si parla ovviamente di partito, comunità, squadra, parlare con i militanti e quant'altro, cose che non sono mai state fatte, perché qualsiasi parola detta non sono d'accordo, viene premiata con l'espulsione, come però, nel mio caso scusi, di molti ma era altri. ancora ai tempi di Tosi che succedeva questo, con le espulsioni, eppure nessuno si è mai opposto, le espulsioni sono continuate, la Lega ha perso tantissimo, c'è una divisione netta tra Lega Lombarda e Lega Veneta, e a questo punto qualcuno si domanda che fine farà la Lega, ci saranno 2 Leghe, non ci sarà più, perché veramente in giro si sentono molte voci. Sa qual è la differenza? Che il mio ricorso respinto, comunicato da Stefani, mi pare sia stato deciso a Milano. Cioè nessun provvedimento è mai partito dal territorio, mai partito dal Veneto, ma si è deciso a Milano. Ecco, Stefani vuole questo, vuole che Milano comandi in maniera continuativa e nel modo che vediamo sul Veneto. Va bene, ok. Noi abbiamo un'altra visione, noi pensiamo che il Veneto e la Liga Veneta abbia la capacità di essere, con le proprie idee, di essere forte e portare forza alla Lega.
Stefani pensa invece che la Liga Veneta deve essere comandata in maniera Però forte da Marcato Milano. dice che non è stato supportato dai trevigiani, dalla Lega di Treviso. Lei cosa dice? Guardi, io non so, perché io ovviamente io sto osservando da esterno. Dai Boron, dai. No, tenga presente che mi hanno fatto fuori, non è un caso che la mia espulsione avvenga 15 giorni prima del congresso, no? È per levarmi ovviamente dal contesto di discussione. Vabbè. Però io non lo so, perché poi alla fine io credo, mi pare, ho letto sulla stampa che si sono confrontati, si sono riuniti, si sono confrontati il candidato di Treviso e il candidato, cioè Manzato e Marcato, si sono trovati, si sono confrontati. Alla fine si è uscita questa decisione e questa scelta che Marcato si è ritirato e va avanti Manzato. Io mi auguro che sia una scelta di unità proprio per quell'amore che ha espresso Roberto Marcato, e quell'amore che deve fare per riportare la Liga Veneta forte e decisa e non sottomessa a commissari che vanno a Milano a chiedere buttami fuori quello perché è troppo fastidioso. Pubblicità. Abbiamo Giorgio da San Stino di Livenza. Buongiorno a lei. Ciao Giorgio, bentornato. Ciao Giorgio. Grazie. Allora io stavo seguendo il suo spettatore, insomma, della Lega che stava parlando, e mi è venuto proprio un botto di dire: ma chi me lo fa fare diventare sostenitore della Liga? Adesso che anche Marcato, che era l'unica persona veramente genuina, che faceva della tradizione, del radicamento, della cultura, dell'identità veneta un suo motivo di forza, di coerenza e di credo e di impegno politico, adesso che anche lui ha dato forfè a favore di Salvini e dei salviniani, cosa ne sarà dell'autonomia? Chi me lo fa fare diventare sostenitore di questo movimento? A questo punto io mi metto con uno dei partiti della galassia indipendentista, Partito di Veneto, quello che è, insomma, perché in questo momento la Liga è stata svuotata di senso e di ogni contenuto ideale di dedicamento al territorio, perché è diventato, comanda Salvini, il sovranista Salvini, il Partito Nazionale Salvini. Che ne sarà della nostra riforma? Che ne sarà delle nostre battaglie? Cosa vado a votare? Cosa serve sostenere i militanti, questi come il Mercato che è il più votato, se poi mettono uno che è corrotto, che è affiliato in linea con il potere dominante? Cioè non ha senso tutto questo, non abbiamo voce, continuiamo a non aver voce. Io avevo intenzione di diventare sostenitore e pagare 10 euro all'anno della tessera, però cosa me ne faccio? Mi riconoscevo nella Liga perché era depositario di valori, di identità veneta, è stata completamente azzerata adesso. Cioè, sono veramente demotivato, sconfortato. Cioè io Salvini lo rigetto, lo vomito, non lo sopporto. Viene premiata l'incapacità, il lecchinaggio, l'opportunismo, invece di mandare avanti le persone veramente che hanno a cuore, che hanno una spina dorsale, che hanno una capacità, una meritocrazia. Zaia purtroppo non si è più sentito, anche lui, si è allineato alla linea del padrone. Anche lui ha una carriera da difendere a un certo punto, ma che ne sarà della nostra battaglia? Adesso in mano di Salvini ed è quell'altra della Romana, della Buglione. Che ne sarà? Guarda, io non la voto più la Lega, mi dispiace, voglio bene a Marcato, stimo anche il rappresentante della Liga che è in collegamento, Zaia e tutta la giunta, però si sono fatti veramente infognare. Cioè, praticamente il Veneto e i loro rappresentanti sono continuamente bocciati, sconfitti, ne usciamo sempre con le ossa rotte. La Liga deve imparare a camminare con le proprie gambe e tutta la galassia dei partiti autonomisti, dipendisti veneti devono mettere da parte i campanilismi e formare un partito unico. Basta queste guerre di pollaio. Anche a Marcato, la guerra tra trevigiani, padovani, rovigoti, quella che è. Tutte guerre intestine che non fanno bene agli interessi del Veneto tutto. Cioè mi dispiace, è ora da mettere a parte i personalismi e diventare una forza unica, perché sennò noi qua dal Cappio Romano non ci libereremo mai. Grazie, buona giornata. Abbiamo sentito Giorgio, andiamo nelle acque placide del nostro meraviglioso Sile, poi commenteremo. Andiamo a vedere la canoa di Donadon ai suoi ragazzi.
There was something in the water, made me go wild, made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile, like your smile, like your smile. We were standing on the edge with the sand under our feet. We felt like we made it. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. And every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. Feels like summer. And it feels like summer. Oh, oh. There was something in your eyes that made me let go. Made me let go. Made me let go. We were sleeping in the backseat, talking to the moon. Had everything we needed. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. And every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. Oh, it feels like summer. Oh, it feels like summer. Live for the long nights, live for the good times. And I will meet you there. 'Cause now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. And every time I think of you, oh, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. Good times, and I will meet you there. Voce. Ecco, vedete, quando vedo questi ragazzi, questi volti, questi sorrisi, è là la voglia di lottare che mi viene, è là che bisogna andare avanti e non guardare i numeri, non guardare la politica, ma guardare questi volti che forse un domani diventeranno politici, però con un bel insegnamento e la schiena dritta forse riusciremo ad avere anche una buona politica. Cosa dice Donadon? Beh, è scontato, si sente dire purtroppo perché dopo non danno seguito. Da tutti i politici dobbiamo puntare sui giovani, i giovani sono la nostra risorsa, eccetera. Noi nel nostro piccolo, noi siamo un partito politico dove tra il capo, in questo caso sono io, e il socio normale la distanza è di 15 centimetri, per cui decidiamo e facciamo, cioè in realtà non esiste un capo e non esiste un socio, sono tutti persone che si danno da fare per un obiettivo comune che è quello di praticare lo sport, è quello di valorizzare questa meraviglia che abbiamo che è il fiume Sile e soprattutto di coinvolgere più ragazzi giovani possibili a questo sport. Volevo ringraziare, se ci sta ancora ascoltando, l'amico di Venezia, Rinaldo. Ci vedremo la prima domenica di settembre per l'ennesima regata storica e è questo che noi possiamo fare, cioè accogliere i ragazzi, cercare di trasferire. Non so se avete notato che c'erano dei ragazzi che avevano la maglietta della Canottieri Sile ed altri che avevano la maglietta normale, perché noi crediamo che l'esempio di un coetaneo
sia fondamentale. Allora questi ragazzi sono dei nostri soci, certi sono agonisti, certi lo fanno in modo ludico, però volontariamente ci danno una mano e spiegano ai loro coetanei come si impugna la pagaia, cosa bisogna fare per uscire in sicurezza. Il grande che insegna al piccolo, come una volta quando giocavamo, il grande ci insegnava. O anche il piccolo che insegna al piccolo, cioè è tutto basato sul fare e sull'esperienza, cioè più che dire cosa bisogna fare, si fa. Questa è la nostra. Abbiamo Luciano da Legnago, Verona. Ciao Luciano. Ciao carissima Mirella. Buongiorno Mirella. Ciao senti? caro, ciao. Bene, prima cosa ti saluto sempre caramente. Sai, il signore che ha telefonato qua prima di me, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, però Salvini, un partito che era dove che l'ha portato, e poi io sono nazionalista, oltre che sono della Lega da 40 anni, e non la lascerò mai. 80 anni suonati a febbraio, cara da Dio. E rimarrò sempre nella Lega, però ribadisco che Salvini per me è stato un grande invece, e dopo se il signor Marcato si è voluto tirare via, che ammiro anche lui, li ammiro tutti qui dentro, nessun problema. Poi ti volevo dire, cara Mirella, che io non faccio tante curve nei discorsi, io sono amante degli ebrei, sono di destra, ho avuto il primo amore, sa che c'è mia moglie che mi ascolta, che avevo 18 anni di vita, era tedesca di religione ebraica, però le curve non le faccio. I delinquenti che violentano le donne e i delinquenti che spacciano droga, che si chiama spacciare droga, vuol dire significare morte, di questi signori non c'ho nessuna pietà. Capisco che tu sei una santa di donna, sei buonista, non buonisti falsi, sei veramente una santa di donna. Però questa gente mi fanno, che sia italiano o straniero, chi violenta le donne, che io ho 59 anni che sono sposato, e le discussioni ne abbiamo fatte tante, però prima ascolta, ti faccio anche ridere, prima di darci un schiaffo a mia moglie che ho 3 figli, vado al bar e mi bevo un par di prosecchi, tutto e basta. E tu capito, cara Mirella? Ecco, quello che volevo dirti, che l'altra volta che magari ti sei un po' arrabbiato perché ho detto una parola forse in più, di torni crematori, perché dai, di questa Luciano. gente non ho pietà, lo ribadisco, spacciatori di droga e che violentano le donne, non ho nessuna pietà, 59 anni che sono sposato. E ti ho detto, piuttosto fare come moglie, vado al bar e mi bevo un par di prosecchi. Bellissima questa. Saluto caramente, buona giornata. Grazie, Ciao, grazie al ciao. nostro Luciano. Santa nostra, non saria molta, ti è, per carità. Ciao mamma Mirella che mi va più che bene. Allora Boron, come commentiamo? Prego. Voce Boron. Ecco, mi sentite adesso? Sì. Bene. No, io ho ascoltato anche l'intervento del teleascoltatore, quando ovviamente ognuno può avere una visione. Dico solo che quando in un movimento la voce critica o comunque la visione diversa viene tacciata a tal punto da essere espulsa, no? Che è quello che è avvenuto, ma parliamo che negli ultimi 15 giorni sono venute diverse espulsioni e guarda caso molti di questi erano delegati che dovevano andare a votare al congresso. Io credo che qualcosa non funzioni. Io credo che quando un commissario che da 3-4 anni governa un partito e non dice cosa ha fatto e poi per vincere si scrive le regole, si decide la data, che nessuno sapevano, nessuno potevano vedere. Ecco, è qualcosa che è difficile da comprendere, Ecco, io mi auguro che nella durezza del confronto, e su questo sono d'accordo con Roberto Marcato, il giorno dopo, io ormai sono stato colpito in battaglia durante le fasi precongressuali, però mi auguro che il giorno dopo il congresso, chiunque vinca, non ci sia quello che ha detto Roberto, cioè non ci sia il colpire il nemico, quindi l'avversario, con espulsioni, con provvedimenti, perché a quel punto ha ragione, cioè non resta altro che dire
addio a un sogno. Ecco, io l'invito che faccio a Roberto invece è questo: quel sogno fino al giorno del congresso è vivo e può avere finalmente una nuova ripartenza. Ci sono due visioni e su queste due visioni ci si confronta. Una ovviamente che è quella del territorio, che fa riferimento ai comuni, che fa riferimento alla regione, e una quella di un commissario che si è preso in mano, gli hanno dato in mano il partito, l'ha gestito in maniera autocratica, ha fatto regolamenti, espulsioni e quant'altro, non ha prodotto nulla in 4 anni se non conflitti, e oggi si presenta come fosse il nuovo. Ecco, io mi auguro che tutti possano capire che la Liga Veneta Teatro è confronto anche deciso, ma senza ripercussioni personalistiche. Su questo sono d'accordo con Roberto Marcato. Ritorniamo nelle acque placide del nostro meraviglioso Sile, andiamo a vedere. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Esatto. My name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't want to leave, babe. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. My name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I didn't want to leave you. I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Grazie, rimaniamo. No, c'era divertito. Stavamo parlando dei centri estivi con Massimo Donadon dopo aver visto questo bellissimo video che commentiamo. Prego Massimo, ma quanto belli sono sti ragazzi e avete visto come si divertono, che impegnati, prego. Beh, noi abbiamo intanto la fortuna di praticare lo sport in un parco naturale che è il Sile, e ogni uscita è sempre diversa dall'altra, e
e ti appaga. È diverso che far ginnastica, l'ho già detto, ma lo ribadisco, è diverso che far ginnastica dentro una palestra. È un'esperienza da provare a tutte le età, perché noi abbiamo ragazzi di 9 anni e ragazzi di 80. Abbiamo dei soci, abbiamo un socio che ha 93 anni e viene ogni mattina da Ponzano ad allenarsi. Sarà l'acqua del Sile, non so, o il l'aria del canottaggio. Sile diceva una volta, l'aria del Che Sile. tonifica. Comunque è un'esperienza importantissima. Come avete visto nel video, noi abbiamo ragazzi di 13 anni che insegnano ragazzi di 13 anni e altri ragazzi di, adesso non vorrei, oltre i 70 anni. Diversamente giovani si chiamano, giovani, Massimo. che insegnano ai ragazzini e sicuramente portano a casa anche loro un valore aggiunto derivato dal contatto con i giovani. Ecco, diciamo che se riuscissimo a prolungare questa situazione di benessere, di piacere, avete visto le facce dei ragazzi, quanto concentrati sono, quanto si divertono, riuscire a portarli poi anche fuori da quella giornata che fanno, ma sicuramente buona parte di loro si porterà dietro per tutta la vita questa esperienza, perché è veramente una cosa unica. E a Boron che messaggio vorresti dare? Ecco, come lo vuoi salutare, Boron? Il mio campo non è quello, ribadisco, quello della politica. È molto difficile quando un movimento come era la Lega diventa un partito. Ma non solo per la Lega, può essere lo stesso discorso, può essere fatto per i 5 Stelle, per tutti quelli che da movimento diventano partito. È molto difficile poi mantenere quella voglia, quell'energia dei primi tempi. Inevitabilmente ci si deve organizzare, strutturare, e nel momento in cui succedono queste cose purtroppo molto spesso si perde di vista qual era l'incipit iniziale e si ragiona in termini di consensi, di tutte queste cose che sono la morte del movimento, la morte della politica, a cui se poi aggiungiamo l'altro grande grosso problema che abbiamo, io conosco la realtà italiana, che è quello della burocrazia, è difficile. Non si respira più. Mamma mia, credo di sì. Grazie a Massimo Donadon. Sentiamo come ci saluta Fabrizio Boron. Prego, Boron. Ma intanto auguro a tutti voi una buona giornata e anche al suo ospite nella sua iniziativa che è lodevole. Poi ecco, io l'unica cosa per accompagnare quanto è stato detto, sono d'accordo, cioè ovvero troppo spesso quando ci si trasforma da movimento con valori, con principi, con obiettivi che sono idealistici, ci si trasforma in partito, si diventa troppo vincolati a quello che è la posizione di potere o, come si dice in Veneto, alla carrega, no? Ecco, io credo che ci sia necessità nella politica che troppo spesso mette questi paletti, queste difficoltà, che chi si impegna abbia anche necessità di sapere cosa vuol dire lavorare, perché altrimenti si è troppo legato alla posizione. Ecco, io mi auguro questo, che ci si possa nel tempo, come ovviamente Liga Veneta, ricordare, e sabato sarà un punto importante del congresso, che il nostro valore principale è quello dell'identità del territorio e ovviamente del nostro Veneto rappresentato nella bandiera di San Marco. Ecco, questo me lo auguro, perché altrimenti non siamo più quello per cui siamo nati. Grazie anche a Fabrizio Boron, collegato con noi da Padova. Pubblicità.
presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Brunello Gorini, segretario provinciale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Sempre grazie, dottor Gorini, per essere sempre presente quando lo invito, ma è importante. Abbiamo collegato da Vicenza anche il nostro Stefano Geller, eccolo qua, informatico, affetto da distrofia muscolare, in lotta per i diritti umani. Ciao Stefano, come va? Ciao a tutti. Stai bene? Abbastanza. Beh, ti vedo, quando ti vedo io sono già felice, guarda, solo vederti io sono contenta. Allora, io ho invitato il dottor Brunello Gorini perché sapete che quando arrivano queste telefonate in diretta da persone diversamente giovani, come li chiamo io, che non riescono a mettersi in contatto col medico di famiglia, il dottore o la dottoressa, sono disperati, sapete come fa la Mirella, io chiamo il numero 1. In questo caso mi sono permessa di chiamare il dottor Brunello Gorini, che ha contattato la dottoressa per cercare di capire come mai questa donna, questa signora chiamava dicendo la dottoressa non si trova. Grazie intanto, veramente grazie. Un altro caso in parte risolto, speriamo. Prego, ecco l'ascolto, quanto importante è l'ascolto? È molto importante perché non puoi fare il medico se non ascolti il paziente. C'è una storia molto particolare che non posso raccontare perché ci porterebbe via mezz'ora, e quindi, ma che fa parte del training che faccio ai giovani medici quando sono in specialità per diventare medici di famiglia, che serve proprio per far capire che ascoltare il paziente è la prima cosa, viene ancora prima dell'esame obiettivo e ancora prima dell'anamnesi, perché il paziente ti porta la narrazione della sua vita o di parte della sua vita, che ha un'importanza fondamentale per il paziente naturalmente, ma è proprio col dialogo col medico che diventa e si costruisce il rapporto medico-paziente e la possibile soluzione del problema, che può essere anche: ti devo mandare da uno specialista, ti devo ricoverare. Cioè non vuol dire che qualsiasi patologia viene presentata dal medico di famiglia, il medico di famiglia lo risolve. Statisticamente è l'80% dei problemi presentati dai pazienti, parlo di problemi, non di malattie, i problemi presentati dai pazienti, l'80% viene risolto dal medico di famiglia, il 20% ha bisogno dell'aiuto di qualcun altro. È chiaro che ascoltare il paziente, sentire le sue esigenze e qualche volta anche, dico, bacchettarlo, perché certe volte qualcuno, siccome quando uno parla del suo problema è il suo problema, giustamente è preoccupato, anche se magari è una cosa semplice, è il suo problema, quindi molti lo possono enfatizzare, quindi è il ruolo del medico di famiglia anche dirgli: guarda, ho capito quello che è, sta tranquilla, fai come ti dico, poi ci risentiamo magari tra 10 giorni, cioè una gestione del tempo, perché il paziente potrebbe essere anche spinto a dire chiamo tutti i giorni per sapere. Io avevo una paziente che mi chiamava tutti i giorni per dirmi il valore della pressione. Io ho detto: signora, non serve che lei tutti i giorni me lo racconti, lei mi chiami soltanto se il suo valore di pressione è maggiore o minore dei dati che le scrivo. Se io non sento nulla, come dicono gli inglesi, no news, good news, nessuna notizia è una buona notizia, mi chiami soltanto se ci sono problemi. Quindi bisogna anche avere il coraggio, dopo aver ascoltato, di bacchettare se c'è bisogno. Se c'è bisogno. Allora Stefano Geller, che di medici se ne intende, ecco, come commenti le parole del dottor Gorini, Stefano? Che sono d'accordo che l'ascolto da parte del medico è essenziale. La tua battaglia per i diritti umani, so che hai fatto dei passi in avanti, ti è stato riconosciuto un qualcosa, tu da anni stai combattendo questa guerra. Prego Stefano, raccontaci. Sì, ho ottenuto da parte della mia ASL il riconoscimento del fine vita quando riterrò opportuno che la mia sofferenza sarà tale da dire
basta, e credo che sia un diritto dovuto da parte delle istituzioni. Senti Stefano, non pensi che sì, la burocrazia, è vero, ce n'è tanta, parecchia, però c'è poca sensibilità a questo tema così delicato. Io sono convinta che una persona deve decidere della propria vita. È mia la vita, è mio il corpo, sono io che devo decidere del mio corpo, non persone che non mi appartengono, che non conoscono da quando sono nati i miei pensieri, come penso io di vivere un'altra vita, un altro modo. Questa non mi appartiene più, non riesco a capire se la sofferenza è tanta perché devo allacciarmi a una macchina magari e rimanere in vita. Ecco, questa dignità della vita, della persona umana, cosa vuoi dire Stefano? Sì, credo che una scelta personale. Io non voglio imporre a nessuno di fare la mia scelta, però non voglio che nessuno mi obblighi a vivere una vita che io personalmente, nella mia intimità, ritengo che non è più sopportabile. Quanto bene ti voglio Stefano per quello che stai veramente cercando di portare avanti. Dottor Gorini, lei annuiva però tentennava, ci sono vari lati che dobbiamo chiarire, prego. Ma allora intanto affrontiamo l'argomento in maniera generale, no? Cioè interrompere una vita presuppone, ma forse sarebbe più corretto che ne parlasse qualcuno che si occupa specificamente di questo, io parlo da medico di famiglia, presuppone dire chi è il proprietario di quella vita. Perché è chiaro che quando io, medico di famiglia, salvo la vita a qualcuno che ha un problema e io non so, dico uno shock anafilattico come mi è successo, faccio una puntura di adrenalina e il paziente si salva la vita, nessuno si pone il problema, sì, bene, bravo, contento io che ho fatto una cosa utile, contento il paziente. Qui siamo al ragionamento inverso. Il ragionamento inverso presuppone una domanda: di chi è la proprietà, tra virgolette, di questa vita? Allora, ognuno di noi, e anche Stefano mi pare ragiona in questo modo qui, dice, beh, la vita sarà mia, no? Sono io che decido della mia vita. Peccato che ci sono altri due interlocutori, almeno due, che sono lo Stato, che dice sì, sarà tua la vita, però lo Stato ha creato tutti quei presupposti di lavoro, di studio, di sanità, di costruzione, cioè spende per ogni bambino che nasce una cifra di un certo tipo e dice, quindi in poche parole, lasciatemi passare certi termini, non sono corretti, ma per capirci, sì. In poche parole la tua vita è dello Stato, non è tua. Primo punto. Il secondo punto è la religione. No? Se noi diciamo che è Dio che ci ha dato la vita per restare nella nostra religione, no? Che Dio ci ha dato la vita, di punto in bianco dico allora non posso decidere io, è Dio che deve decidere della mia vita. Quindi non è così facile. Io sono anch'io dell'idea, ma come persona normale, che mi sento proprietario della mia vita. Però sarà difficile che ci sia una legge, in Italia soprattutto, che normi queste cose qui per questi due problemi. Questo è come la vedo io. Noi come medici abbiamo dato la disponibilità di raccogliere le dichiarazioni anticipate, le DAT, ancora da una decina d'anni, quando ancora si parlava impropriamente di testamento biologico, questi termini che erano anche sbagliati, ma siccome l'aveva detto un professore famoso, tutti l'hanno adottato. E abbiamo dato la disponibilità che il paziente possa dire a noi cosa voglio che succeda in futuro di me e lo possa variare quando vuole. Questo compito adesso è affidato ai comuni, quindi la parte, diciamo, amministrativa la cura un comune, e io la vedo già come
un passaggio in avanti questo, perché comunque è un modo concreto con cui lo Stato riconosce che io posso disporre di quello che voglio. Manca quell'ultimo passaggio, cioè io dispongo che alla mia morte posso dare gli organi, io dispongo che non voglio essere intubato, cioè prendo determinate decisioni o nomino chi vorrà decidere al posto mio quando non sarò più capace di decidere di questo. Posso anche nel tempo variare questo, ma non siamo ancora arrivati al passaggio ultimo, cioè dice, vabbè, guarda, io ho deciso di fare in questo modo qua, perché questo ha questi ostacoli. Ecco, questo è quello che conosco io. Stefano? Sì? Cosa vuoi, come commenti? Beh, riguardo la religione è una questione di scelta personale, se credere o meno a Dio, e lo Stato dovrebbe essere laico. Riguardo allo Stato proprietario, tra virgolette, della mia vita, direi che se fosse così dovrebbe essere anche sempre disponibile a dare tutte le attrezzature per rendere una vita dignitosa, alzando le pensioni per avere le cure, e non è sempre così, quindi direi che non può essere il proprietario della mia vita. Allora, io mi permetto di aggiungere una cosa, dottor Gorini. È vero tutto quello che ho sentito, però è anche vero, io che frequento, che vado a vedere queste stanze dove si chiamano, così li chiamano, i vegetali. A parte che non vedo mai nessun politico, non so come mai, ma forse qualche volta sarebbe bello che facessero un passaggio, neanche in circostanze importanti, ma non importa. E io guardo queste persone e poi guardo i macchinari e dico, ma se questa persona fosse nata in un momento che non c'era quella macchina, che la scienza e la tecnologia non permetteva questo, questa persona sarebbe morta. E continuo a chiedermi, me lo chiedo anche nella sanità pubblica e nella sanità privata, stesso ragionamento. Non è che sia diventato un business il vegetale? Non è che questa figura porti soldi a qualcuno e si investe non sulla persona, ma si investe sul macchinario? Perché è logico, se chiedi a un familiare vuoi staccare la spina, è difficile, è molto difficile, specialmente se è un figlio, una figlia, una creatura tua, una moglie, un marito, cioè è molto difficile. E qua concordo che lo Stato dovrebbe prendere questa decisione, la decisione che è la persona che deve decidere se voglio essere attaccata a quella spina, che per te è anche un business, o se invece io voglio vivere in maniera diversa, non voglio più vivere, perché non vivo, io non sto vivendo, io sto facendo un'altra cosa, sono alimentata da una macchina che non mi rendo neppure conto, chissà cosa penso, nessuno lo sa, ancora quella parte del cervello buia non è stata capita. Prego, dottor Gorini. Sì, è un discorso molto grande. Profondo, perché entra anche in tutto il contesto della vita che noi abbiamo, e ognuno ha una sensibilità differente se viene o non viene a contatto con queste persone. Io ripeto, l'aver dato la possibilità di fare le DAT e quindi di poter anticipare quello che, come la vedo io nel futuro quando avrò qualche problema, lo vedo un dato positivo e spero che continui questo cammino. Io voglio soltanto raccontare di un amico in un paese come la Gran Bretagna,
ricoverato, attaccato, come si diceva, a un macchinario, e un bel giorno per modo di dire, insomma, si è presentato il responsabile della clinica e ha detto: abbiamo fatto una riunione, abbiamo visto che la situazione va avanti da tot tempo e che non c'è possibilità di miglioramento, per cui abbiamo deciso di staccare la spina, come si suol dire. Il paziente fa: ma quando staccherete la spina io sarò libero di andare a camminare nei prati, di correre così? E ha detto no. Ma potrò andare a cavallo, che era la sua passione? E dice no. Dice, ma cosa fa? Morirà. E lui ha detto: posso parlare con mia sorella? Che ha chiamato la sorella, le ha preso la mano e le ha detto: ricordati di me. E dall'altra parte uno ha staccato ed è morto all'istante. Bisogna viverle queste cose qui per capire che c'è anche un aspetto del familiare, no? Che avrebbe dato di tutto per avere ancora il fratello che le parlava, si dava la mano, perché con la testa era lucido. Era tutto il resto che non funzionava del suo corpo per la malattia che aveva. Quindi i familiari non rientrano in quelli che possono decidere, giustamente, perché se già non posso decidere io del mio corpo, non sarà mia sorella o mia moglie o i miei figli che devono decidere, o i miei genitori che decidono per me, no? Quindi questo sarebbe casomai un secondo passaggio, a meno che io non l'abbia scritto nelle DAT, dove dico: per me prenderà le decisioni mia sorella, prenderà le decisioni mio fratello, non so, dico, delego in una persona che so che la pensa come me e che quindi così, perché io ho visto tante situazioni, adesso ovviamente non stiamo parlando del caso specifico di Stefano, no? Ma in tante situazioni di pazienti che si trovavano in difficoltà e dicevano sempre: dottore, ho tanti dolori, sto male, vorrei, perché il Signore non mi prende, non mi porta via con sé, io non ce la faccio più, così colà. Poi un giorno mi chiama a casa, che sta veramente male, e mi dice: dottore, mi curi, vero? Non mi farà mica morire? Cioè, Giusy, poi andiamo avanti, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto voglio salutare Stefano, un ragazzo molto sensibile, scusatemi, e padrone della sua vita. Io spero che con quello che ci sta dimostrando Mirella, la voglia di andare avanti ce la dia anche a noi, perché noi per qualche cosa siamo avvilite per molto meno. Molto meno. Stefano, ti auguro la felicità. Grazie. Almeno un po' di felicità. Poi Mirella, mi dispiace che Roberto Marcato, che dovrebbe ricandidarsi, che se lo merita da una vita, perché lui ce l'ha nel sangue Mirella. Nessuno fa niente, adesso andiamo tutto quanto in meno perché tutti si levano da questo colore verde e non andiamo più avanti, Mirella. Avevamo un sogno anche noi di andare avanti noi nel Veneto. E cosa facciamo adesso? Non capisco più. Ecco qua ancora. Vi saluto. Grazie. Ciao. Grazie Giusy. Penso faccia un piacere enorme anche a Stefano questa vicinanza di questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta. Prego Stefano, cosa vuoi dire e anche commentare quello che stava raccontando il dottor Gorini? Ringrazio la telefonata e per la sua vicinanza che è simpatico. Riguardo a quello che ha detto il dottore, sono d'accordo che finché uno vuole vivere deve essere supportato a vivere nelle migliori condizioni
possibile. Fermola, e qua ti voglio, Adesso andiamo al nocciolo della questione. Ma per vivere in certe condizioni io ho bisogno di supporto, ho bisogno di persone, anzi seguo la tua dolce metà, così la chiamo io perché fa parte di te. Ecco, non so se è là vicino a te, comunque un abbraccio grande. Hai bisogno di un supporto, questo supporto deve essere retribuito e certe persone non hanno la possibilità di fare questo e allora i familiari sono costretti a supportare dei pesantissimi impegni familiari dovute a queste malattie e non ce la fanno. Abbiamo sentito tante volte di questi genitori che si suicidano, di questi mariti che non riescono più a supportare, a vedere questo amato in queste condizioni e non essere supportati. E qua, dottor Gorini, la voglio. Sì, è indubbio che il miglioramento della salute in generale del Paese ha portato che nascessero bambini che una volta non sarebbero nati per le cure pre- e perinatali e quindi una popolazione che una volta non sarebbe nata e la sopravvivenza di una popolazione che senza questi macchinari sarebbe morta. Con questo sistema nessuno Stato sarà mai in grado di offrire tutto quello di cui potremmo servirci, per i costi. Per i costi perché soprattutto l'Italia, che è un paese che sta invecchiando clamorosamente, e quindi la previsione è che se io oggi spendo 10, tra 10 anni spenderò non 100, 1000. E dove prendo questi fondi? Questo è un problema serissimo. Con quale criterio? Faccio un esempio. Succede una tragedia, ne abbiamo vista ultimamente uno scontro di treni dove ci sono stati migliaia di feriti e il dramma dei medici che hanno soccorso è scegliere chi salvo. Perché? Salvo quelli che riesco a salvare o salvo i più gravi? Perché normalmente quando uno arriva in pronto soccorso che ha un incidente ed è grave, passa davanti a tutti quanti gli altri. Ma nel momento che i gravi sono talmente tanti che il servizio non riesce a seguirli, chi è che fa la scelta? Questo è un problema medico che c'è in tutti i paesi del mondo e noi ci ritroveremo questo problema qui. E credo che questo problema sarà quello che spingerà il governo a dire sì, sei tu padrone del tuo corpo e decidi quello che vuoi. Non credo che sarà perché facciamo la fiaccolata o perché facciamo una discussione su questo e persone anche importanti dal punto di vista culturale dell'argomento dicano sì, facciamo questo e che citavo prima il discorso della religione, della Chiesa. In un paese come il nostro è vero che ci sono persone che dicono no, però c'è comunque una pressione di un certo tipo, giusto o sbagliata che sia, non entriamo nel merito, no? Ma comunque noi viviamo in un contesto in cui magari è soltanto apparenza, no? Ma io ho avuto un caso di un paziente che è morto e i genitori e i figli, paziente anziano, e i figli hanno detto non sappiamo come fare il funerale. Dico perché? Dice perché lui andava sempre in chiesa, chiesa cattolica, e dava anche soldi al parroco, però andava anche nella chiesa protestante e dava i soldi anche al parroco protestante. Adesso i due parroci si stanno contendendo, no? Chi deve fare il funerale, no? Se ne fa due, uno da una parte e uno dall'altra, a questo punto si fanno due funerali. Il mio compito di medico l'ho fatto, no? Per dire ci sono dei problemi che probabilmente adesso che io ho detto nessuno mai si era posto dottor il problema. Gorini, mi scusi. Quindi finisco un secondo, quindi noi dobbiamo tenere conto che lo Stato deve avere nella sua agenda le risorse per supportare le persone che
vogliono continuare a esserci. E qua volevo arrivare, e dottor anche il Gorini. supporto per il carico assistenziale che queste persone Ma è qua che danno. volevo arrivare. Sì. Allora, i fondi del PNRR, che sono tantissimi, riguardano le strutture. Sì. Ma chi se ne frega della struttura? Ma chi se ne frega? Qui abbiamo strutture meravigliose vuote, perché non ci sono i medici, non ci sono gli OS, non ci sono gli infermieri. Allora vogliamo capire che qualcuno deve cambiare registro e dare servizi alle persone. L'Italia è un popolo che sta invecchiando. Il servizio alla persona dovrebbe essere dato anche se la persona vuole rimanere nella sua casa. Certo. Non è scritto che tutti devono per forza andare nelle RSA, anzi parlo delle nostre qui a Treviso, se non ci fossero dovremmo inventarle, io ci vado, perciò so di cosa parlo. Sì, ma non... E la bravura di queste persone, tutti giovani, andate a vedere, sono quasi tutti giovani, preparatissimi, sottopagati al massimo, ma non importa che neanche i figli vorrebbero fare certe cose, perché quando li cambiano vanno via, io rimango, ma certi vanno via perché apriti cielo. Allora qui c'è qualcosa che non torna. Allora non è vero che non ci sono i soldi, è vero quello che ho detto io, è un business. È un business, la struttura è un business. Sì, certo. Chi se ne frega se non ci sono i medici, se non ci sono gli infermieri? Intanto io faccio la struttura. Ma chi se ne frega se ho il letto d'oro e non ho il medico che mi cura e l'infermiere che mi supporta? Allora, dottor Gorini, quando voi fate questi scioperi, quando voi dite che la sanità purtroppo privata ha invaso quella pubblica, però quando stai male vai nel pubblico veramente male, l'operazione te la fai nel pubblico e nessuno lo dice o poco, e nel privato fai la visita, che è tutta un'altra cosa, allora voi dovete battere i pugni, perché siete i più potenti, siete quelli che avete i più numeri, perché nella politica contano i numeri. Allora, vabbè, ma qualcosa cambierà, cambieranno anche certe figure, certe poltrone dovranno per forza cambiare, dottor Gorini, perché così non si può più andare avanti. Prego. Sono pienamente d'accordo con questo, solo che ci fa più forti e più potenti di quanto noi in realtà non siamo, perché questi argomenti noi li abbiamo sollevati a dir poco 10 anni fa, anzi direi 20 anni fa, perché i medici di famiglia del Veneto hanno fatto una ricerca che è stata pubblicata col nome di Conoscere per cambiare, una ricerca sulle prospettive di sopravvivenza della propria popolazione, e hanno dimostrato che senza far nessun esame e nessuna visita specialistica, il medico di famiglia che conosce il paziente sapeva dire quanti di queste persone sarebbero cadute in demenza o in deficit cognitivo a distanza di 5 anni. Quindi un dato statistico importantissimo per una regione, che su questo dato avrebbe potuto strutturare i servizi. È stato un lavoro epidemiologico il più grosso al mondo, perché hanno partecipato tutti i medici del Veneto, quindi 3.500 più o meno, 3.600 erano allora, forse anche di più, ma dopo in realtà è rimasto un bellissimo lavoro che però non ha esitato in una risposta. Perché non si è pianificato, bisognava pianificare. Antonio da Padova, se no mi cade la linea, dottor Gorini, poi continuiamo. Vai Antonio. Sì, buongiorno, mi avrebbe buongiorno. Ospite. Niente, io volevo fare da capire che i disagi che stiamo passando noi, diciamo, praticamente dall'inizio dall'anno scorso, chiaramente, a me il mutuo mi è aumentato di 1.000 euro all'anno. Cioè dico, lavoro solo, se sono in pensione, ho godo i fioli, devo pagarmi un mutuo qui e là. Vedo che hanno dato dei bonus a raffica, stanno dando skate a raffica, però loro sanno dove ciappare chi skate là, e difatti l'Italia è un paese strano, è una democrazia che accontenta pochi e scontenta tanti. Questa è la democrazia.
La democrazia che dovrebbe essere quella che accontenta tanti e discontenta pochi. No, in Italia basta che accontenta pochi, basta che qualcuno si ciappa i bonus e gli altri sono a posto. Io sto pagando 1.000 euro in più all'anno per il mutuo e ho ancora 7-8 anni da pagare. E hanno detto che adesso in luglio aumenteranno ancora. Ma gli italiani, ma sono così, diciamo la verità, un po' metti, conigli, cos'è? Non ho capito, ma come siamo messi in Italia? Cioè, l'unica speranza è, cioè, se la squadra del nostro cuore non vince, ti arrabbi, dischi tutto, gente che si accoppa perché non era un rigore, c'era rigore qui e là, e si ammazzano tra di loro. Come si può dire, è una distrazione di massa, cioè ti dà libertà di guardare calcio, tutto quello che quella distrazione di massa, ma per il resto invece c'è proprio, cioè, non lo so, come fa un paese a crescere? Ma adesso un giovane che deve farsi un mutuo, come fa a farsi un mutuo se costa denaro, costa 5-6 volte quello che costava prima? E il problema è che non sono nascite, la gente non si sposa più. Perché? Perché noi accontentiamo pochi e discontentiamo tanti. E questa è la democrazia italiana. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio, andiamo a vedere questo servizio, stato di agitazione medici di base, era marzo ancora del 23, poi sentiamo cosa ci racconta il dottor Gorini e com'è la situazione in questo momento. Andiamo a vedere il servizio. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento, ecco, a questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. Abbiamo sentito il dottor Crisarà, prego, dottor Gorini. Ma allora, diciamo che da marzo sono cambiate un po' di cose. E lo sciopero è arrivato? Non abbiamo fatto lo sciopero. Niente sciopero? No.
perché siamo stati convocati dalla Regione e stiamo trattando in questo periodo per fare un accordo regionale nuovo. Il precedente risale al 2005 e soprattutto quello che noi chiediamo alla Regione è quello di intensificare le medicine in associazione dei medici, perché è stato dimostrato che le medicine di gruppo integrate, cioè quei gruppi di medici che hanno personale di segreteria e personale infermieristico, va bene, secondo calcoli numerici dei pazienti, insomma, quindi c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno in base al numero totale dei pazienti del gruppo, va bene. Era un progetto che risale a 10 anni fa, quando il presidente Zaia disse che avremmo portato tutto quanto il Veneto a quel livello. Sono passati 10 anni e quel livello non è più decollato. Livio da Padova, poi continuiamo. Ciao Livio. Mirella, ciao, un saluto al medico di medicina generale e anche all'altro signore. A Stefano. Stefano, sì, diversamente non giovane, abile. E dunque io penso che il contribuente veneto, in generale italiano, sarebbe anche molto contento di pagare più contributi per quello che riguarda la sanità. Però se ci fossero dei servizi abbastanza efficienti, insomma, perché anche pagando più contributi, però questo poi si riflette in questi contributi che lui paga, anche se non sono sufficienti per coprire tutte quante la spesa enorme della sanità, poi si scarica su ulteriori costi, tempi di attesa, visite specialistiche, medicinali, e ci vorrebbe un cambiamento di rotta, perché se no le cose vanno sempre peggio per coloro che non hanno la possibilità. Perciò penso che sarebbe opportuno proprio anche un aumento, però che ci fosse la certezza che ci fossero servizi più efficienti per assumere medici, per seguire quelli che più ne hanno bisogno, un servizio che funzioni meglio. Ecco, questo è il mio parere. Grazie, vi saluto. Grazie Livio, sentiamo cosa risponde Stefano Geller in merito di servizi. Tu te ne intendi tantissimo, ecco, cosa vuoi dire Stefano dopo aver sentito anche le nostre riflessioni? Che c'è ancora tanto da fare, bisogna migliorarli continuamente, altrimenti poi le persone si stancano di vivere anche in certe situazioni. Senti Stefano, se tu non avessi la persona che hai e che ti accompagna dovunque, ti sopporta in casa, ti ascolta, come sarebbe secondo te la situazione che tu hai vissuto e vivi? Sarebbe molto peggiore e sicuramente avrei deciso prima di farla finita, perché la vicinanza di una persona che ti dà le cure adeguate e l'assistenza è fondamentale per una persona in determinate condizioni che non è autosufficiente. Dottor Gorini, come commenta? Io mi riallaccio a quello che diceva sul discorso. È chiaro che dietro tutti i macchinari e gli edifici, le costruzioni, c'è dietro tutto un discorso anche di lecito guadagno delle aziende che lavorano in queste cose qui, ma viene sempre il dubbio che certe volte ci sia un eccesso di attenzione a queste e meno. Tant'è vero che una ventina d'anni fa più o meno
uscì un articolo su una prestigiosa rivista medica americana che diceva: esistono prima i farmaci o prima le malattie? E questo, cambiamo campo, ma il problema è uguale. Cioè, io azienda ho scoperto un farmaco che andrebbe molto bene per qualcosa, che in realtà però no. Allora io creo questa malattia che ha bisogno di questo farmaco. Faccio un esempio: quando si è parlato di a che livello di colesterolo trattare con un farmaco il paziente, alcuni proposero di scendere di un paio di gradi, un paio di numeri, no? Dal livello del normale lo abbassiamo all'asticella di un paio di numeri, ma questo corrispondeva a milioni di persone nel mondo che avrebbero comprato le pastiglie. Quindi è indubbio che dietro c'è tutto un mercato, in parte legittimo e ci sta bene, in parte invece non ci va bene. Allora questo è il primo ragionamento da fare. Siamo in grado effettivamente di valutare quello che c'è da fare e quello che non c'è da fare? C'è veramente bisogno, faccio un esempio, di una cardiochirurgia nella nostra regione? Mi risulta che ci siano, credo, 8 cardiochirurgie. Nulla da dire, funzionano, bravi, tutto a posto, con i tempi d'attesa che hanno. Benissimo. Sapete quante cardiochirurgie ci sono in Francia? In Francia, non una regione della Francia, in Francia, una, a Parigi. Perché chiunque ha bisogno di una cardiochirurgia fa le valigie e va a Parigi, dove c'è un centro enorme che fa soltanto quello, specialisti e tutto quanto questo. Noi siamo ancora rimasti al 1200, al periodo dei comuni. Il mio campanile è più alto del tuo, la mia torre è più alta della tua, quindi se tu c'hai questo lo voglio anch'io. Ricordiamoci 20-30 anni fa le lotte che fecero i sindaci di allora per tenere l'ospedaletto aperto. E la popolazione andava dietro il sindaco del comune e diceva: vogliamo l'ospedale aperto così. I medici dicevano: l'ospedale va bene aperto se dà determinati requisiti di sicurezza. Quindi non abbiamo mai ragionato nel senso che ci fa comodo o non ci fa comodo, ma serve o non serve? Perché l'idea che io vado in un ospedale che poi dopo non ha quei servizi essenziali per essere veramente un ospedale, illudo il paziente che ci va. Allora io mi presento in quell'ospedale e poi dopo di corsa mi metto in un'ambulanza e mi portano da un'altra parte. Allora che serviva quell'ospedale? Ecco, qui siamo esattamente nella stessa situazione, cioè dobbiamo vedere e avere, e questo sarebbe il discorso, sembra che sono andato lontano, mi sto ritornando al PNRR, va bene, dice: facciamo delle strutture di riferimento per queste cose qui, quindi costruiamo edifici. Perché? Perché il piano del PNRR è un piano europeo, dove ci sono paesi che non hanno le strutture che abbiamo noi, che non hanno la storia di sanità che abbiamo noi, perché noi soltanto nel nostro Veneto abbiamo tante di quelle fondazioni private della classica contessa che lasciava tutti i suoi beni non avendo eredi ai poveri del paese, quelli che facevano la confraternita per aiutare. Siamo pieni di storie di questo tipo qui, tutte lodevoli e mai riconosciute ufficialmente, diciamo. Però in realtà è questo: in tutti i paesi c'era un piccolo ospedale, va bene, che allora era utile perché dava un letto e da mangiare a tante persone che magari tanto malate non lo erano e che mangiando e dormendo in modo salubre forse non si ammalavano. Poi sono diventate inutili e quindi noi ci dobbiamo portare in questo modo qui. Invece qui siamo ancora che ogni comune, o meglio ogni provincia, adesso si è spostato dal comune, campanile, che vuol dire tutte le cose che ha detto lei. Funziona così. Sì. Allora adesso andiamo a Trieste e sentiamo cosa dice questo medico di base Monrupino. Andiamo a sentire.
Manca il medico di base a Monrupino, ma potrebbe esserci una soluzione all'orizzonte. I due professionisti presenti da anni sul territorio hanno deciso di trasferire altrove la loro attività, lasciando il comune con circa 850 residenti, cui si aggiungono gli ospiti di una casa per anziani e i migranti del centro d'accoglienza allestito nell'ex caserma. Una situazione che ha spinto il sindaco Tania Cosmina a scrivere una lettera al direttore generale Asugi Antonio Poggiana. E la risposta non si è fatta attendere. Il territorio di riferimento, spiega l'azienda, comprende i comuni di Monrupino, Sgonico e Duino Aurisina ed è stato individuato come zona carente. Già dallo scorso 7 febbraio è stato conferito l'incarico per quell'ambito alla dottoressa Maria Michela Zurlo, trasferitasi da Udine, la quale ha scelto però come sede il comune di Duino Aurisina. Asugi nelle prossime settimane valuterà l'opportunità di assegnare un nuovo dottore all'ambito, considerato carente, che comprende anche Monrupino. Ma anche in questo caso il professionista potrebbe scegliere uno degli altri comuni, ovvero Duino Aurisina o Sgonico. La facoltà di decidere dove insediare l'attività all'interno dell'ambito territoriale indicato è infatti prevista dal contratto collettivo nazionale dei medici di base. E adesso ci spostiamo a Carità, andiamo a sentire a Carità, perciò provincia di Treviso, andiamo a sentire cosa dice questo medico di base. Protesta medico di base Carità. Io sono Ennio Costa e sono un paziente del dottor Bratutel qui di Villorba. Agnese De Marchi e sono una paziente del dottor Bratutel, lo è anche il mio compagno e anche mia mamma che ha una certa età. Lui è importante che rimanga qui. Rappresentano in delegazione la carica dei 1500 assistiti di Carità di Villorba, che in 2 giorni hanno già raccolto 200 firme con la petizione con cui chiedono di tenersi il medico di base, in partenza dal prossimo 1 aprile, perché dopo un anno di precariato ha vinto il concorso che lo porterà a pochi chilometri di distanza, nella vicina Postioma di Paese. È un medico tra l'altro molto capace, molto competente, ha molta empatia anche con i ragazzi giovani e è un medico molto attento. Ben 4 medici di base che qui a Carità si sono avvicendati in un solo anno, da quando, cioè a dicembre 2021, è andato in pensione lo storico medico di famiglia, con la sostituta del dottore attualmente in partenza, che avrebbe pure rifiutato l'incarico prima ancora di arrivare. Quello che noi pazienti chiediamo, se fosse possibile, un incontro con l'USL in modo da ovviare questo problema e non creare una situazione di disagio ai nuovi pazienti che dovrà prendere, quindi lui dovrà prendere 1500 pazienti nuovi senza conoscerli, quando qui aveva già 1500 pazienti conosciuti e soddisfatti del suo operato. A sostegno delle richieste anche il farmacista del paese. Credo che sia difficile sia per un paziente cambiare medico ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni, ma allo stesso modo per un medico anche prendere in carico 1000 piuttosto che 1500 pazienti e di nuovo dover incominciare da capo il lavoro dopo pochi anni. Inviate petizione PEC ad Azienda Zero, che ha risposto ma in modo elusivo, dicono. Mi è stato sottolineato che la questione non è di competenza regionale e quindi si chiedeva agli organi competenti, in questo caso l'USL 2, di dare una risposta alle mie segnalazioni. Dottor Gorini, la risposta, il commento. Allora, il commento è vero quello che è stato detto, è vero che il medico è un bravo medico, è vero che il medico conosce già quel paziente, sarebbe giusto che restasse lì, piuttosto che anche lui avere lo stress di ricominciare da un'altra parte con altri pazienti, però c'è una normativa. C'è un contratto, che è un contratto nazionale, poi mediato nell'accordo integrativo regionale, che dicevo prima è del 2005. Dov'è il problema? Il problema è che la politica non è in grado di stare al passo coi tempi, con la legislazione che fa. Faccio un esempio freschissimo. Durante il Covid, il dottor Gorini propose di tenere i medici che volevano, che raggiungevano i 70 anni, 6 mesi in più, proprio per impedire la carenza di medici in un periodo difficile. Su questa norma si espresse per 2 volte
l'allora Presidente del Consiglio Conte in un DPCM scrisse che i medici settantenni potevano restare, addirittura si sbilanciò un anno oltre i 70 anni, ma la decisione poi passò a livello nazionale e regionale e aziendale, e questo ha portato al fatto che, l'avrete letto sui giornali, sentito in televisione, è da qualche mese che i medici possono restare oltre i 70 anni per 2 anni. Quindi la politica ci ha messo 3 anni per capire una cosa importante che era da decidere subito. Non ci possiamo stupire che adesso ci siano questi problemi, perché questi problemi li sapevamo anche 4 anni fa, ma la politica non è stata in grado di portare quegli aggiustamenti, che non è molto complicato, però andiamo a toccare un ministero dove bisogna fare tutto quanto in un certo modo. La politica che tante volte non capisce il problema, perché tante volte non vive nella realtà, altre volte no, come tutti, ci sono il buono e il cattivo ogni volta. E quando entriamo nel particolare, nel caso specifico, a Carità o a Postioma, che poi non è neanche una grande distanza, tra virgolette, va bene? Purtroppo l'azienda deve dire la norma è questa, io la devo applicare, perché non è data la possibilità all'azienda di portare in regione questo problema, perché la regione non ha la possibilità di dire qua facciamo in un altro modo. Allora, noi abbiamo una scritta autonomia che campeggia, va bene? L'autonomia che ha chiesto il Veneto è stata un'autonomia di tipo sanitario, non di altri aspetti come altre regioni, di sanitario. Nel momento però in cui dovrebbe prendersi la responsabilità di modificare qualcosa a favore dei cittadini, non ha, diciamo, voce, non ha interesse, non ha coraggio, mettete voi l'aggettivo o il sostantivo che volete, va bene, ma sta di fatto che non muove un'acqua. Io sono convinto che se la Regione modificasse rapidamente nell'accordo, e ritorniamo al discorso di prima che stiamo trattando su questo, proprio per sistemare queste cose, è una cosa che potrebbe essere stralciata in breve tempo e risolvere il caso che abbiamo visto specifico, ma tanti altri casi simili, perché non è che il medico è felice di spostarsi da una parte all'altra, perché ovviamente tutto il lavoro che ha fatto in quel posto viene perso, tra virgolette. Sì, ma qua che senso ha? Da dove eravamo a Postioma, a pochi chilometri, anche perché là ci dovrà andare un altro medico, sì, cioè non sì, è, sì, perciò è il gatto che si morde la coda. L'unica consolazione che possiamo dare ai pazienti è che è possibile tra medico e medico, su richiesta del paziente, il passaggio dei dati del paziente. Quindi se io ho fatto degli esami, delle visite, delle cose così, il medico vecchio lo può passare al medico nuovo, va bene, su richiesta del paziente, e quindi non perdere anche il tempo di raccontare di nuovo tutta la narrazione della propria vita, insomma. Allora Stefano Geller, come ci saluti, Stefano? Vi ringrazio dell'invito, auguro a tutti tanta salute, è la cosa più importante che si può avere dalla vita. Senti Stefano, se tu avessi di fronte Giorgia Meloni, cos'è che chiederesti in primis? Allora, sicuramente di rivedere le pensioni, perché per avere un'assistenza adeguata serve un aumento delle pensioni. Grazie, grazie, un grande abbraccio Stefano Geller a tutti noi, informatico, affetto da distrofia muscolare, in lotta per i diritti umani, pensate sta combattendo per tutti, un grande abbraccio Stefano, grazie. Salutiamo anche il dottor Brunello Gorini, segretario provinciale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, grazie a lei dottore di essere sempre presente per veramente farci conoscere anche i rovesci delle medaglie che purtroppo non conosciamo. Grazie, grazie. Pubblicità.
E prima di presentare altri graditi ospiti, come quasi tutte le mattine, leggiamo la Costituzione degli articoli. Questa mattina leggeremo l'articolo 42, siamo arrivati all'articolo 42, che dice: la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Hai capito? Hai capito? C'è la mia proprietà privata ma anche dello Stato. Ne parleremo questa mattina con gli ultimi ospiti che abbiamo. Collegato da Orsago abbiamo Fabio Colotto, sindaco di Orsago, secondo mandato, Lega Salvini. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei e alle sue telespettatrici e telespettatori. Grazie sindaco, salutiamo anche Lorenzo Sacchetto, imprenditore enogastronomico, che dovrebbe essere assieme alla moglie che vedo, Raffaella Roveron, insegnante, lei è caregiver del marito. Grazie anche voi di essere qui, veramente grazie, è stata una mattinata molto importante, abbiamo veramente sentito delle situazioni incredibili, ma questa voglia di vivere, di lottare, ecco, io partirei proprio con Lorenzo Sacchetto, ecco, per raccontarci anche la sua storia, la vostra storia. Prego Lorenzo Sacchetto. Allora, io ho 56 anni e da 12 anni sono portatore di Parkinson. Lo porto, dico portatore perché lo porto dentro di me e non se ne vuole andare questo ospite indiscreto, fa rumore, fa tante cose e non è quello che volevo. Però ho trovato anche la forza di lottare e di viverla in maniera diversa, non accontentarmi di una vita adagiata, ma devo lottare perché la mia medicina parte dalla mattina con la bici, è questo che mi dà la forza di continuare e andare avanti senza mai recriminare quello che non si ha, ma più per lottare per quello che si può avere. Ecco. Allora Lorenzo, ma mi rivolgerei anche a Raffaella. Quello che abbiamo parlato prima anche con Stefano Geller, non so se voi avete seguito qualcosa, e anche col dottor Gorini, sono i servizi alle persone. Tanto è vero che giustamente Stefano Geller alla mia domanda, ma se tu non avessi avuto la possibilità di avere questa persona, che anche lei è come fosse una caregiver, ecco, per aiutarlo, per supportarlo, lui ha risposto: l'avrei finita da tempo. Ecco, capite l'importanza dell'aiuto. Raffaella, cosa ci racconta? Lei caregiver del marito, supporto, questa voglia di lottare assieme, di mettere sempre questa energia positiva. Prego. Sì, è fondamentale che accanto a una persona, una malattia importante, una malattia neurodegenerativa, ci sia qualcuno in grado di dare sempre uno spunto per partire. La certezza che si può andare avanti, si può vivere bene e dignitosamente. Quindi, che dire, si vive una quotidianità cercando di vedere la positività nelle azioni che possiamo compiere nella giornata e lavorare soprattutto su quelle. Per quanto riguarda il Parkinson, malattia del movimento, si affronta soprattutto con il movimento. Sembra quasi un paradosso, ma è fondamentalmente così. Quello che non accade più spontaneamente per impulso dei neuroni lo si comanda con la volontà, il coraggio e la voglia di rimettersi in gioco giorno per giorno. Questo insomma trova forza anche in un'unione che è quella che c'è tra me e mio marito, quindi oltre ad essere caregiver, questo legame che ci lega ci dà una forza in più per affrontare la quotidianità.
E allora ci si confronta ogni mattina con la possibilità che abbiamo e il lavoro è un lavoro continuo. Adesso lui dice sono diventato imprenditore di me stesso, di imprenditore del Parkinson. Sì, perché ogni mattina ci si confronta con questa realtà e quindi si vive in considerazione di questa presenza di Mr. Parkinson e non ci si adegua ma si lavora veramente. Il movimento, noi abbiamo scelto la bicicletta perché è la modalità migliore che per noi si è presentata per fare movimento. E allora allenamento tutti i giorni e allora l'impresa che l'anno scorso ha permesso di alzare l'asticella, creare una motivazione forte per riuscire a venire fuori da uno stato, da uno stigma che la malattia tende a porre al malato di Parkinson. E questa sfida di voler andare a Roma in bicicletta ci ha permesso di allenarci tutti i giorni, ha permesso a Lorenzo di trovare proprio la voglia di mettersi in gioco e da lì è continuata giorno per giorno con un allenamento quotidiano che fa bene e gli permette di muoversi bene, di avere un fisico attivo, di entrare in relazione con gli altri, perché poi anche attraverso queste attività si entra in relazione con gli altri, la socialità aiuta moltissimo e l'altro aspetto è raccontare la storia, raccontare come si può vivere attraverso un'esperienza che coinvolge e quindi anche il racconto diventa fondamentale per avvicinare altre persone e creare una rete di informazioni, di persone attive che hanno voglia di vivere nonostante una presenza che è quella della malattia. Allora, io ho letto l'articolo della Costituzione proprio sulla proprietà privata, Lorenzo. E a questo punto mi viene da pensare, ma anche il mio corpo è una proprietà privata, è mio? No, abbiamo sentito dal dottor Gorini che in parte è tuo e in parte anche dello Stato, perché hanno pensato bene di farci anche questo. Ma soprattutto, ecco, questa positività che voi e soprattutto le fragilità, io vedo, cercano con questi esempi positivi. Ecco, invece di tornare indietro voi andate avanti, ecco, scavalcate i paletti della malattia, convivete con questo nemico che è entrato nel vostro corpo, però con esempi positivi come stai facendo tu, però non è sempre facile, ci vuole il supporto, ecco, è quello che io questa mattina voglio capire. Punti di riferimento possono essere anche gli amministratori, i sindaci, è l'unico punto di riferimento che abbiamo a livello locale. Cosa vuoi dire, Lorenzo? Ma oddio, le associazioni che seguono la malattia del Parkinson come tante altre ce ne sono sparse. Qui il Veneto posso dire che è ricco rispetto a tante altre regioni, abbiamo un fiore all'occhiello per quelle associazioni proprio legate alla malattia. E io dico che c'è bisogno ancora di crescere a livello di sviluppo di quelle associazioni, ma rendere capillari in tutto il territorio nazionale. Perché più vicino ci siano queste associazioni che sorgono, soprattutto legate al volontariato, quello gratuito, quello che le persone lo fanno in maniera spensierata, e c'è la possibilità di, come posso dire, scusate perché ogni tanto No, tranquillo Lorenzo, ci mancherebbe, di migliorare la situazione, ma è sempre questo mondo del volontariato che si autofinanzia, che aiuta, ecco, che nel silenzio veramente c'è in qualsiasi momento. Sindaco, ecco, anche lei, Sindaco Collot, se non avesse avuto il mondo del volontariato, ecco, è caduta anche la linea, eccolo qua il nostro Sindaco, mondo del volontariato che veramente sta mettendo le pezze dappertutto, ma è sempre presente e arriva subito. Cosa vuole dire, Sindaco? Perché voi siete l'unico punto di riferimento che hanno i cittadini. Guardi, sì, credo anche che sia il compito principale proprio come amministratori, come sindaco e come amministratori e come istituzioni essere vicini a queste persone, perché meritano veramente il nostro affetto e la nostra stima. Lei ha detto bene, abbiamo la fortuna di avere delle associazioni che seguono
e ci danno una mano, una grossa mano, e nello stesso tempo però anche noi come istituzione abbiamo il compito di stare vicini a queste associazioni, a questi volontari. Io dico che insieme, tutti assieme, riusciamo sicuramente a fare un qualcosa di buono, e credetemi che per un amministratore, quando riesce ad ottenere qualcosa proprio per queste persone che ne hanno veramente bisogno, questa è veramente una gratificazione enorme. Come anche, dall'altro punto, quando non riesci a dare una risposta a queste persone o un aiuto, diventa veramente difficile fare l'amministratore. Non sempre magari è colpa nostra, perché purtroppo ci complica un po' diciamo il tutto anche a livello burocratico, perché lo sappiamo tutti, non è così semplice, però noi sicuramente ce la mettiamo tutta, insomma siamo vicini e dobbiamo riconoscere veramente un grande valore dei volontari, questo sì. Però Sindaco, io sono dell'idea che anche voi quando fate la squadra sono tutti delicati i settori, però il settore del sociale deve essere sempre il primo punto, il più delicato, dove c'è bisogno di persone competenti, di persone preparate, ecco, perché sono assessorati veramente tutti pesanti, ma io dico che l'assessorato al sociale dovrebbe essere quello tenuto più in considerazione, perché è là dove il sindaco andrà a parare per dare risposta ai propri cittadini. E purtroppo devo dire, caro sindaco, non parlo del suo, naturalmente parlo in generale sempre, che non sempre è così. Noi ci troviamo delle persone incompetenti, impreparate, messe là dalla politica, che fanno parte di cerchi magici. Questo non può avvenire su un settore così delicato, o sbaglio, Sindaco? Lei ha pienamente ragione, queste cose non devono succedere. Vede, io aggiungerei anche una cosa, che soprattutto chi si occupa di questo deve avere una sensibilità maggiore rispetto ad altre persone, perché non è facile rapportarsi con un certo con un certo disagio, e quindi dico veramente, lei ha detto bene. Vede, io parlo per il mio comune perché mi limito a parlare, il nostro è un comune piccolino, però ce la mettiamo tutta. Noi il sociale, io dico la verità, lo mettiamo al primo posto, lo abbiamo messo al primo posto. Non lo dico come spot, ma credo che riusciamo anche a dimostrarlo con quello che purtroppo costa anche al comune il prezzo, purtroppo in questo periodo, perché ci sono tantissime persone in difficoltà, e quindi lei ha detto bene, noi dobbiamo mettercela tutta proprio per riuscire a mettere delle persone capaci, però io dico anche sensibili proprio a questa situazione. Ecco, lei sindaco, secondo mandato Lega Salvini, perciò anche le segreterie devono capire che non devono imporre i sindaci dei nomi, sono i sindaci che conoscono il loro territorio quasi sempre, poi vengono anche premiati se seminano bene, perché conoscono la realtà, le esigenze, conoscono i cittadini, i paesani, sanno cosa deve fare. Non a caso il sindaco fa la squadra, ma poi si vede che magari vengono presi assessori che non sono neanche stati eletti, che non erano neanche in lista della squadra, e quello magari che era in lista non viene eletto. Anche qua dovete cambiare tutti assieme le segreterie politiche, voi sindaci dovete avere maggior parola e maggior ascolto, questo lo dico io, perché è ora di finirla con queste storie. Inutile votare il sindaco e la squadra se poi mi lasci a casa le persone che ho votato e metti dentro qualcuno che non sai neanche chi è. Andiamo a vedere anche questo video, perché purtroppo il tempo corre, per capire cosa stanno facendo Lorenzo Sacchetto e Raffaella Roveron. 4 mesi di preparazione, andiamo a vedere. Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in lambretta che questa sera ti voglio baciare. Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in lambretta che
bimba dorata, la serena. Bellissimo questo video e anche questa musica, sono molto contenta perché so quanto piace questa musica ai miei spettatori e spettatrici. Lorenzo, intanto complimenti con questo meraviglia, questo amico dell'uomo, amica dell'uomo che abbiamo visto. Ecco, cosa vuol dire? Ecco, queste coccole, queste carezze, ma mi sembra che anche sua moglie le faccia di tutto e di più, ecco, questa forza della natura a fianco. Prego Lorenzo. Allora, che dire, è difficile perché abbiamo un rapporto che è consolidato da oltre 30 anni, che io e Raffaella da quando ci frequentavamo a quando siamo sposati siamo passati 30 anni e in 30 anni ci ha permesso di conoscere tutto di più dei nostri pregi e anche dei nostri difetti, quindi dai nostri difetti tiriamo fuori il pregio, ecco. E viviamo ogni giorno nella massima quotidianità, ma nel cercare di essere felici per quello che c'è possibile e di trasmettere anche agli altri che sono intorno, perché così la vita diventa meno monotona e meno faticosa anche da affrontare le problematiche. Grande Lorenzo. Raffaella, quando hai saputo della malattia che avrebbe cambiato la vita, ecco, avrebbe cambiato anche questo uomo, ecco, in quel momento hai dovuto riprendere una parte di te e dire: adesso io cosa faccio? Cosa posso fare per aiutare il mio uomo? Prego Raffaella. Allora, prima di accettare fino in fondo la diagnosi abbiamo consultato tre neurologi e nessuno sapeva della visita che avevamo fatto con l'altro, perché fino in fondo volevamo credere che magari si stavano sbagliando. E alla terza visita ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto avanti tutta, insomma, ce la faremo, ci siamo rimboccati le maniche. Non abbiamo pensato, almeno personalmente, non ho pensato un giorno a quello che potrà accadere il dopo, il domani, forse, no. Ogni giorno io vedo positivo, cioè è nel mio essere vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi prendo la quotidianità e cerco di viverla al meglio insieme con lui, per quello che poi nessuno è perfetto e gli errori si fanno comunque insomma, per quello che è la nostra volontà, la mia volontà personale è di vivere ogni momento nel migliore dei modi che si ha. Non lasciare niente al caso, non lasciare e non perdere nemmeno un minuto della vita, perché vale la pena di viverla comunque essa sia, quindi con questa forza, questa è la forza della nostra unione, anche la fede che ci unisce, perché siamo persone credenti e questo insomma dà uno stile, una quotidianità, ecco. Complimenti Raffaella e complimenti anche a Lorenzo, siete una coppia eccezionale. Il sindaco Colotto viene da Orsago, il paese di Rina Biz, dove è stato creato il Dopo di Noi, Insieme si può, ecco, una struttura veramente importante dove questa donna ha capito l'esigenza di rimboccarsi le maniche ed è diventata una cittadinanza attiva, quella che stanno spiegando anche Lorenzo Sacchetto e Raffaella Roveron, questi coniugi che stanno dando degli esempi con una cittadinanza attiva, che smuovono le coscienze, che si mettono in gioco, ma sapere anche di avere un amministratore vicino, avere il sindaco vicino che ti segue, che ti ascolta, che ti supporta anche. Quanto importante è il sindaco Colotto? Beh, è importantissimo, vede, io dico sempre che su un piccolo paese come il nostro abbiamo la fortuna di essere veramente sempre a contatto con i nostri cittadini, con i nostri paesani, e loro hanno anche la fortuna di essere sempre a contatto con noi, quindi è anche molto più facile avere un rapporto diretto, ricevere quelle che sono anche giustamente le critiche, e quindi credo che onestamente fare il sindaco su un paese come il nostro, piccolino, è bello perché vede, lei prima ci ha detto appunto quelle che possono essere anche le imposizioni magari che ci possono giungere da segreterie, beh, credo che su
paesi piccoli questo lo sentiamo molto meno. Io posso dire onestamente, e devo essere corretto, che non abbiamo mai ricevuto nessuna pressione da parte di nessuno sulle nostre scelte. È più facile quindi guardare alle persone, anche proprio sulle scelte poi che vengono fatte per gli amministratori. Poi mi lasci anche dire una cosa: noi abbiamo la fortuna, come ha detto lei, per quanto riguarda il nostro paese, di avere anche un'associazione. Noi abbiamo l'associazione anziani che ha circa, se non sbaglio, 500 iscritti, anche più, però fornisce anche un altro grandissimo servizio, che è il servizio di trasporto per persone con difficoltà motorie e varie. Quindi sul nostro paese, che siamo un paese di 3.900 abitanti, abbiamo questa associazione che ha 2 mezzi attrezzati, e questi riescono a fare circa 1000 viaggi, vi dico 1000 trasporti all'anno. Beh, io credo che non solo per i nostri orsaghesi, ma anche per i comuni vicini, quindi credo che veramente questa sia una dimostrazione di grande valore e di grande nobiltà nel rispetto di queste persone che si mettono a disposizione per gli altri. È per questo che le dico che noi abbiamo l'obbligo di essere vicini. È vero, sindaco, però è anche vero che io non devo essere fortunata ad avere un sindaco come lei, perché sono nata su un paese, ma dovrei avere una legge, soprattutto una politica che mi tutela, che mi aiuta, indipendentemente se vivo in un paese o una grande città. E questo è il problema, perché le elezioni sono uguali dappertutto. E là purtroppo cade il pero che se faccio parte di una grande città ho meno possibilità di essere tutelata come cittadino a livello politico. Questo va detto perché è la realtà che io vivo quotidianamente. Lei lo sa, perché abbiamo avuto anche una telefonata qui in diretta, io l'ho chiamata subito, lei si è dimostrato subito disponibile e qui si capisce la sensibilità dell'amministratore. Io lo sento subito, se l'amministratore sente e capisce che è sensibile a quello che le sto dicendo, mi vuole poco, ormai l'orecchio è molto abituato, sa sindaco, a sentire, e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che in quel momento ho una persona sensibile. La politica dovrebbe essere fatta anche di etica, di sensibilità e di ascolto, o sbaglio? Ma siete gli unici, dopo di voi non c'è niente, c'è il vuoto. Medici di base non ci sono, preti che ne c'è sempre manco, la regione non ci arrivi di sicuro, a livello nazionale non ne parliamo pochissimo. Cosa vuole dire, sindaco? Guardi, io credo che non sia, è un periodo sicuramente non facile per nessuno, perché poi è facile dire tante cose, però è un periodo non facile per nessuno. Io credo che dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e quello che è importante è darci una mano reciproca, perché io dico noi con i medici, con tutti, con le parrocchie, perché queste avevano veramente una grandissima e hanno una grandissima importanza per quanto riguarda i nostri paesi, erano un punto di riferimento e io spero che continuino ad esserlo veramente un punto di riferimento. Mancando i parroci, mancando i preti, sicuramente qualcosa ci viene da mancare. Vede, altra cosa, lei dice su quello che riguarda anche la nostra sensibilità e responsabilità, ma io credo che quando tu chiedi fiducia delle persone, perché quando uno si presenta si presenta alle elezioni, tu chiedi fiducia delle persone. Beh, vede, a livello mio personale, ma di tutta la squadra che ho il piacere di amministrare il mio paese, questa è una cosa che noi sentiamo tantissimo. Quindi la responsabilità che abbiamo delle persone che ci hanno dato fiducia, io credo che questo veramente a volte ci fa dormire poco, perché credo che, vede, ripagare la fiducia che ti viene data non è semplice soprattutto in certe situazioni. Allora andiamo a vedere adesso invece il giro, questo video di Lorenzo Sacchetto, andiamo a vedere. La medicina è la bici è la sua prima medicina. Ha affrontato un viaggio infinito da Sant'Urbano di Padova a Roma, è stato ricevuto dal Papa nell'agosto del 22. La sfida
che ha previsto per il 23 da Sant'Urbano di sempre di Padova a San Giovanni Rotondo, con 9 tappe, 650 km in 9 giorni. Oggi si presenta per dimostrare che la resistenza e il coraggio per i problemi che ogni giorno lui affronta per la sua malattia si possono provare ad alleviare un po' utilizzando la sua bici. Lorenzo Sacchetto! Mi presentate un team che bisogna raccontarlo un po'. Beh, devo dire grazie perché oggi riesco a coronare un sogno e devo dire grazie all'amico Davide Cassani che mi ha dato la possibilità di salire in bici, venire insieme a lui e soprattutto perché uno, diciamo, sono un po' emozionato. E ci mancherebbe. Perché un campione come lui che dà lo spazio alla disabilità, perché rappresenta il mondo dei disabili, è un enorme segnale di apertura verso uno sport e spero che ci sia così anche per tutti gli altri sport e per il mondo dello sport. E sarà così, perché l'esempio che da Davide che diamo noi ogni giorno raccontiamo il mondo dell'inclusione, lo vogliamo fare così, facendo vedere che si può fare. Grazie a questo speaker che non ha parlato di disabilità ma ha parlato di inclusione, una parola che a me piace tantissimo. Sai Lorenzo come chiamo io i diversamente i disabili? Perché odio questa parola, diversamente agili, perché per me si muovono solo in maniera diversa. Solo così, diversamente agili. Intanto complimenti, ma siccome io ho provato e ho visto il Papa come hai fatto tu, ti do del tu perché io non riesco a dare del lei, specialmente alle fragilità delle quali mi occupo da tantissimo tempo. Questi occhi che ti guardano nel profondo, che ti spogliano completamente, ti senti veramente nudo, ti senti come il Dio in croce quando ti guarda, questi occhi profondissimi che sanno leggerti dentro. Ecco, che emozione hai provato, Lorenzo? Beh, innanzitutto più che occhi che vedono all'interno delle persone, credo sia una capacità che Santo Padre ha e lo sa fare bene. Ha saputo cogliere l'emozione in quel momento perché lui, sfiammando un po' la tensione che c'era in quella giornata, è riuscito con 2 parole a mettermi a tappeto. Ecco, mi ero preparato tutto un discorso perché eravamo preparati a quell'incontro. 5 minuti ci hanno detto, però quei 5 minuti potevano essere infiniti. E poi quando siamo arrivati davanti, che mi ha stretto la mano e mi ha detto ce l'avete fatta, ha collato tutto, lui con la sua semplicità ha saputo prendermi inerme totale, non sapevo più cosa, mi sembrava di svolazzare, ecco, diciamo, quel giorno lì. Raffaella? Sì, è stato un momento molto forte, molto emozionante e comunque insomma poi così abbracciando anche l'emozione di Lorenzo siamo riusciti a portare a lui il libro della campagna Non chiamatemi morbo, che raccoglie 44 storie di resistenza al Parkinson, 44 persone che ce l'hanno messa tutta per uscire dallo stigma e volevamo insomma omaggiare Santo Padre. Abbiamo portato delle missive di persone che ci hanno chiesto di portarle a Santo Padre, siamo riusciti a dire 2 parole. Ecco, sarà un momento che porteremo con noi per sempre, di grande profondità spirituale. Un privilegio che abbiamo avuto, che mi sento privilegiata, in questo caso qui sono una persona diversa dagli altri, sono un privilegiato, ecco, con molto orgoglio lo dico. Guarda Lorenzo, hai detto una cosa giusta, come sa trattare le fragilità il Santo Padre. Quel giorno che sono andata io, quando lui è entrato in sala nervi, ha fatto questo corridoio,
la prima cosa che ha fatto è andato ad abbracciare tutti diversamente agili, bambini, ragazzi, uno a uno, li ha abbracciati tutti, li ha voluti tutti in prima fila. La prima cosa che ha fatto è stata quella. Ecco, questo Papa che viene dalle favelas, che sa cosa vuol dire povertà, fragilità, dolore, sofferenza, è per quello che viene facile a lui, perché lui le ha provate, ha provato a vedere non la povertà, la miseria, a toccarla con mano. Lui è molto vicino ai bambini, li adora, li ama, queste creature che non hanno nessuna colpa solo di essere nate nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Cosa dice il sindaco Colotto, questo santo padre che vede lungo, come ho detto io, ma soprattutto sa trattare? Ecco, esce con la 500, va a prendersi il disco, ecco, è uno di noi, è uno del popolo, questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere. Lo so che magari tanti non la pensano come me, ma io la penso così e lo dico, e sono orgogliosa di averlo conosciuto e di averlo visto e di avergli stretto la mano. Prego, Sindaco. Io credo che anch'io la penso come lei e credo proprio dall'inizio, quando mi ricordo che su uno dei primi viaggi vedevo il Papa che portava la borsa, si portava la sua 24 ore, io dico che questa è un'immagine veramente che noi non eravamo abituati a vedere. La croce di ferro e l'anello di ferro, calma, non solo la borsa, la croce di ferro e l'anello di ferro. Arrivavo anche a quello, perché poi purtroppo noi siamo abituati a vedere certi, diciamo, prelati, o non saprei come, così, con queste croci in oro. Questa è stata veramente una dimostrazione di essere veramente uno di noi e di essere a fianco soprattutto, perché vedete, dimostrarlo ma poi esserlo sono due cose diverse, e lui è proprio insieme a noi, a fianco alle persone, soprattutto quelle che hanno più bisogno, e questo credo che lo dobbiamo riconoscere, e siamo sicuramente fortunati ad avere un Papa come Papa Francesco. Senta, Sindaco, questa violenza che vediamo purtroppo tutti i giovani, ecco, questi omicidi per niente, queste baby gang, questi ragazzi che non trovano veramente una via di uscita serena, sono fuori di testa, non sono tanti, sapete, il problema è che ne basta uno che ne uccide un altro, cioè questo ormai girano col coltello, bisogna stare molto attenti, sono pochi ma sanno fare anche molto male. Ecco, com'è la situazione del suo osservatorio, Sindaco? Beh, se devo parlare per quello che riguarda il nostro paese, dico che onestamente siamo anche fortunati. Certo che abbiamo notato, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo notato un disagio per quello che riguarda proprio, soprattutto sulla fascia degli adolescenti. Vede, lei prima ha fatto vedere appunto le immagini del ciclismo, dello sport. Lo sport sicuramente è un qualcosa che aiuta i nostri ragazzi, no? E in quel periodo credo che abbiano pagato anche quello. Oltre l'isolamento, oltre non poter frequentarsi, uscire tra di loro, frequentarsi tra di loro, ma poi anche non avere la possibilità di proseguire quelle che sono le attività normali. Una di queste, magari noi crediamo tantissimo a livello educativo sullo sport, perché credo che sia ancora una delle poche cose dove c'è disciplina, c'è anche, vede, il dover saper perdere, no? Perché primo arriva uno e di conseguenza gli altri in teoria sono dei sconfitti, però non sono sconfitti, perché anche là non è che oggi abbiamo un'immagine, purtroppo anche a livello televisivo, che se non sei in cima alla piramide non sei nessuno. Beh, io credo proprio che non sia questo l'insegnamento. Abbiamo bisogno di tutti. I nostri ragazzi, quando ci parli assieme, quando gli stimoli, sono ragazzi che poi alla fine danno e sanno fare anche del bene. Poi, come ha detto lei, sicuramente purtroppo paghiamo anche il fatto che qualcuno poi si inserisce e crea dei problemi, e noi dobbiamo essere pronti proprio ad intervenire e cercare poi di risolvere proprio sul nascere queste cose.
Molto bene, grazie Sindaco per averlo detto, però bisogna veramente cercare di fermare, questi sono pochi, dobbiamo assolutamente fermarli anche con pene più severe, ecco, con lavori non solo socialmente utili, ma facendo anche qualcos'altro di veramente utile, perché sono un po' perplessa su questi lavori socialmente utili, lo dico sinceramente, io lo faccio, collaboro con la Procura, perciò capite che capisco qualcosa in più che magari la gente non prova. Allora io vorrei adesso mandare le immagini che abbiamo di verso Roma di Lorenzo Sacchetto e commentarle con lui e dopo sentiamo come ci saluta. Allora vediamo le immagini, questo giro verso Roma per arrivare tanti chilometri. Eccolo qua, prego Lorenzo, ecco, lungo la strada, cosa hai visto? Ecco l'impressione che hai avuto dopo tanti chilometri. Allora, abbiamo visto innanzitutto un paesaggio stupendo che ti porta anche a pensare la strada che stai facendo, perché se solo si pensa che davanti a noi in quella stessa strada sono passate delle persone molto più importanti di noi, e da via Francigena, Cammino Sant'Antonio, sono per tante persone, queste persone abbiamo visto che anche noi passando in quei luoghi lì ti portano a meditare in un certo senso, ti portano a quel clima, a riflettere il perché a volte si fa anche un percorso così faticoso, ecco, nel mio caso. Ma soprattutto Lorenzo, tu hai detto una cosa molto bella, ma quanto bella è l'Italia, attraversare queste regioni, questi paesi, abbiamo una meraviglia, non a caso ci chiamano il bel paese e forse la bicicletta più della macchina o di altre, ecco, ti fa vedere proprio, ti fa assaporare questa bellezza che c'è, o sbaglio Lorenzo? No, assolutamente sì, perché solo con la bicicletta si riesce a assaporare i profumi che ci sono in certe zone. Allora, siamo passati in mezzo dei vigneti, c'è quel qualcosa che l'occhio nudo con la macchina non lo può vedere. La bicicletta ti porta a viverlo intensamente, ad entrare in quel paesaggio che è una fotografia, perché l'Italia è una fotografia a cielo aperto. Allora io ringrazio Lorenzo Sacchetto e Raffaella Roveron, grazie veramente questa coppia meravigliosa di essere stata nostra ospite, ringrazio anche Fabio Colotto, sindaco di Orsago, grazie anche a lei sindaco di essere stato con noi, grazie, la posta di Mirella.